Si è tenuta oggi a Udine, nella sede del CAFC a Udine, naturalmente, la prima assemblea di Confesercizi Veneto, Friuli Venezia Giulia. È una giornata importante perché appunto sono 34 le società e i gruppi appartenenti a questa associazione. Ne parliamo con il vicepresidente Salvatore Benigno, perché davvero oggi è la prima assemblea che tenete a Udine. Ma oggi è una giornata per noi molto importante proprio perché abbiamo fortemente voluto questa presenza in sede CAFC e in Regione Friuli Venezia Giulia di questa associazione. È un'associazione che negli ultimi anni è cambiata, si è allargata non più solamente Conservizi Veneto, ma ovviamente Conservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia. Conservizi è un luogo in cui tutte le società dei pubblici servizi locali si trovano, si confrontano, è una sorta di sindacato di rappresentanza anche per i livelli nazionali. Come è stato detto, abbiamo più di 30 società, i servizi pubblici locali sono l'immagine di un territorio, la ricchezza di un territorio, parliamo di circa 6 miliardi e mezzo di valore economico generato con ricadute per il territorio, e sul Friuli Venezia Giulia ha assunto anche un ruolo politico importante, perché proprio quest'anno su 9 società entranti 4 appartengono alla regione Friuli Venezia Giulia, quindi Isontina Ambiente, Irisacqua, NET e l'Acquedotto del Carso. Quindi società che hanno una loro ragion d'essere nel mondo dell'idrico, dei trasporti, dei rifiuti, e quindi quello che è, diciamo, l'immagine di un territorio. Quali sono i prossimi obiettivi, i prossimi step di Confesercizi? Ma oggi abbiamo fatto anche il comitato di direzione dove io partecipo assieme agli altri colleghi presidenti, e abbiamo, diciamo, una forte attenzione proprio col mondo dell'università, quindi Conservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha una propria università, una propria academy al proprio interno. Abbiamo con LTA per esempio previsto un grande convegno sulla ridondanza e resilienza delle reti idriche, poi abbiamo delle tematiche che verranno svolte in Regione Veneto nel mondo dei rifiuti, la location la stiamo ancora individuando, quindi un percorso itinerante nel territorio proprio per dare valore alle periferie e ai territori, e questa è un'attività che ci vedrà impegnati nel 2024. Tocchiamo anche un tema d'attualità, perché proprio ieri è arrivato il via libera del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sul gestore unico regionale dell'acqua. È uno dei prossimi anche obiettivi. Ma questo è un qualcosa che anche noi come CAF abbiamo già lanciato in tempi non sospetti. Ormai le sfide quali il cambiamento climatico, l'aumento dei costi energetici, insomma tutte quelle sfide industriali che poi riverberano sulla efficienza del nostro servizio, determinano un dimensionamento di una certa caratura. Il nostro settore, per essere efficaci e efficienti, dobbiamo avere quasi 500.000 abitanti serviti, quindi è chiaro che con un progresso diciamo così, graduale si arrivi alla gestore unico regionale. Diciamo, la Regione Friuli Venezia Giulia su questo è già stata antesignana. Ricordo la legge del 2016 che ha creato l'autority unica AUSIR, prima c'erano 4 autority provinciali, e quindi giocoforza anche da un punto di vista dei soggetti gestori si cercherà di convergere verso una società unica a livello regionale sotto forma di holding con delle società poi operative territoriali. Voglio ricordare che nel nostro mondo esiste già una buona best practice, che è quella dello Smart Water Management FVG, cioè tutti e 7 gestori si sono uniti in una rete di impresa e hanno avuto anche una buona capacità di attrazione di risorse. A livello di PNRR quest'anno parliamo di quasi più di 50 milioni di euro di finanziamenti nazionali che vanno a sommarsi a quelle che sono le capacità dei sistemi tariffari che ognuno di noi ha. Per quanto riguarda il mondo CAF abbiamo fatto il budget 2024 e per il 2024 parliamo di circa 40 milioni di euro di investimenti nel territorio. Quindi è chiaro che di fronte alle sfide che ci saranno per il domani dobbiamo crescere. CAF è un esempio negli ultimi 15 anni per strategie di crescita per linee esterne. Di fatto a livello di provincia di Udine esiste un unico ente gestore che è CAFC. Grande soddisfazione da parte di tutti gli associati, in particolare i nuovi associati. Franco Berti è il direttore di Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, anche perché tutti hanno evidenziato anche quello che è il protocollo sottoscritto e il valore anche a livello nazionale. Sì, certamente. Allora, quest'anno è un anno estremamente particolare, un anno in cui ci ha regalato tante soddisfazioni, ma che premia anche molto lavoro fatto. Il portare dentro, mettersi insieme Veneto e Friuli, secondo me è stato un grande motivo anche di interesse per tutta Italia, perché non sono facili nelle associazioni creare, poi ampliarsi, creare integrazione.
e credo che l'integrazione Veneto e Friuli, no, credo, è stata certamente una cosa molto, molto anche evidenziata ad Ecomondo, dove abbiamo lavorato veramente bene sul tema della comunicazione. Ecco, io credo l'attività di conservazione è un'attività che, come abbiamo visto anche oggi dai vari interventi, rappresenta un punto importante nell'attività che tutte le aziende fanno, la messa insieme alla condivisione di esperienze, le attività che vengono condivise insieme e anche i processi decisionali che poi sottintendono queste decisioni. Io credo che sia un aspetto estremamente importante. Oggi il mondo corre a una velocità estremamente fortissima, se non siamo capaci di mettere insieme le energie, le esperienze, le attività e arrivare più presto possibile agli obiettivi è veramente un problema. Ecco, io credo che l'associazionismo di valore, l'associazionismo che noi stiamo portando avanti possa essere un fattore abilitante importante su queste tematiche. Voi siete tra i soci fondatori, quindi insomma fate parte della storia di questa associazione che oggi vede anche nuovi associati. Sì, noi devo dire che siamo da tantissimo tempo dentro l'associazione, ma siamo anche dei convinti sostenitori dell'associazione. Io personalmente ho anche spinto molto perché si facesse questa operazione di apertura dei confini. Noi come Acegas APS Amga operiamo sia in Veneto che Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo la percezione delle potenzialità di entrambi i territori, e quindi abbiamo spinto perché l'associazione si aprisse, diventasse appunto da Conservizi Veneto, che era l'originaria, a Conservizi Veneto Friuli Venezia Giulia, che è quella attuale, che sta avendo anche uno sviluppo addirittura inaspettato. Nel corso della tavola rotonda lei ha voluto anche evidenziare proprio nel finale il tema della mancanza del personale o comunque della reperibilità, di quanto sia difficile anche nel vostro settore. Sì, purtroppo questa è la cruda realtà. C'è una grossa difficoltà a reperire personale, operatori, in questo caso per net, camionisti e raccoglitori, proprio perché considerato un lavoro di second'ordine, quindi non appetibile. In realtà invece non è così, è un lavoro importante come tutti i lavori. Bisognerebbe essere in grado di spingere l'associazione in questo caso, ma tutte le associazioni di categoria, a far sì che questi lavori, che io chiamo lavori della vecchia economia, siano comunque retribuiti il giusto e portati in alto affinché possano essere, come dire, ambiti anche dai ragazzi di oggi, che vedono in altri tipi di lavori il futuro, che forse il futuro però non sarà. E questo riguarda sia il settore pubblico ma soprattutto il settore privato. Il settore privato sta vivendo, dal quale io vengo ovviamente, sta vivendo una situazione difficilissima, perché reperire personale è complicato e, come paradosso, ho detto, fra 5-10 anni le imprese del settore privato saranno costrette a chiudere non per mancanza di lavori, come anticamente succedeva, ma per mancanza di personale, e senza il personale i lavori non si possono fare. L'importanza di far parte di questa associazione. L'importanza è strategica, perché questa associazione Conservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia ha un'attività di coordinamento che direi è veramente necessaria e veramente utile. L'utilità si vede perché si traduce in operazioni molto concrete, in procedure concrete. Oggi tra l'altro sono entrati nuovi associati, quindi vuol dire che il progetto è un progetto interessante, che interessa e sta coinvolgendo il territorio. Io dico una cosa, Livenza Tagliamento Acque opera a cavallo tra Veneto e Friuli, quindi non potevamo mancare, anche per una questione, se volete, fisiologica. Questa associazione che opera sulle due regioni è di fatto una sorta di vestito che ci veste bene, che ci sta molto bene. Facciamo parte a questo punto di un'associazione molto grande che comprende anche il Veneto. Ho sentito alcuni temi che mi sono molto cari: la formazione, la possibilità di interloquire con le istituzioni ad alto livello, che alle volte ci sono precluse personalmente, quindi ben venga il tutto. Rappresentiamo anche un po' la Venezia Giulia, perché non c'è solo il Friuli evidentemente, e questo è un altro fatto, devo dire, importante per noi che siamo piccolini o medi, facciamo meglio, medi.
nel tutto, proprio con gli altri colleghi. Ho sentito delle cose molto interessanti per l'alta formazione e per la sicurezza, quindi siamo molto contenti e stiamo approfittando molto di questa opportunità che ci è stata data da Confservizi. Un passaggio veramente rilevante, noi ne siamo orgogliosi. Noi abbiamo una realtà che serve 28 comuni, abbiamo circa 160.000 abitanti serviti, ci occupiamo di cleaning urbano, raccolta dei rifiuti e smaltimento, abbiamo un impianto che serve il territorio, un impianto tecnologico a Moraro. Partecipare a questa associazione ci consente di accedere a un network di idee, di persone, di best practice che veramente sono un'opportunità per chi partecipa, chi ha partecipato finora, oltre 5 milioni di abitanti serviti da tutte queste aziende, ma tutte le aziende che ne fanno parte sono veramente una risorsa. Noi siamo un ulteriore ingranaggio che va ad inserirsi in questa di nuova denominazione Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia. Ne siamo, torno a dire, orgogliosi. Il nostro personale partecipa con entusiasmo e con dedizione a quei tavoli con i direttori piuttosto che occasioni tecniche, ed è una prospettiva che s'apre e ci consente di contare di più e di lavorare assieme con efficienza e soddisfazione. Questo cambio statutario da Confservizi Veneto a Confservizi Friuli Venezia Giulia denota proprio l'attenzione e l'importanza per le aziende del nostro territorio che si occupano di servizi pubblici locali, acqua, energia, gas, trasporto pubblico locale. Parliamo di oltre 34 come raggruppamento di aziende ed enti per un fatturato complessivo di valore di produzione di oltre 6 miliardi e mezzo, per cui è un importante riconoscimento. Il Comune di Udine sarà assolutamente uno stakeholder attivo e proattivo, in dialogo costante e a disposizione.